Fabio Molinari, Jolly difensivo e non solo, di centrocampo, Jolly in generale della Voltrese, la Voltrese che in questo girone di ritorno sta facendo bene per vincere il campionato. Sì, siamo abbastanza in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio dell'anno. È un campionato difficile, equilibratissimo, ma lo sapevo perché ora è un paio d'anni che faccio il girone del sabato pomeriggio e sì, dall'inizio del campionato si sapeva che sarebbe stato così e sarebbe stato difficile. Noi siamo una squadra nuova e quindi tanti non si conoscevano neanche, piano piano sta trovando la quadra giusta e vincerà, penso, poi la squadra delle 4 o 5 che sono lì e si giocano il campionato, quella che avrà un rendimento più costante, che nelle partite di difficoltà perderà meno punti possibili, quindi piano piano stiamo migliorando. C'è tanto da fare, c'è tanto da crescere, dobbiamo iniziare a capire che i dettagli fanno la differenza e ridurre al minimo gli errori, poi alla fine vedremo chi sarà stato più bravo. L'importante è arrivare in fondo senza rammarico e senza troppi rimpianti, ecco, dando il massimo. Sabato prossimo? Sabato prossimo partita difficile, ma come tutte ormai, nel senso che questo è un campionato dove devi giocare ogni domenica entrando in campo pensando a quella partita lì, perché puoi vincere e puoi perdere contro tutti, perché hanno dato dimostrazione, abbiamo perso punti contro quelle che adesso in classifica sono abbastanza in basso e dobbiamo stare attenti a far sì che questo non accada, perché poi le altre lì davanti fanno forte e perdono pochi punti, quindi anche domenica, anche sabato prossimo sarà una partitaccia e il dettaglio farà la differenza come sempre. Quindi. Chi temi di più delle squadre di vertice? Ampi, Superba, Multedo? Secondo me l'Ampi qualitativamente, per esperienza, sono una squadra che arriverà in fondo perdendo pochi punti. Ha dimostrato di essere costante, ha vinto già un bel po' di partite allo scadere, quindi questo è sintomo di grande determinazione, di crederci fino alla fine. Sono una squadra che si conoscono, giocano insieme da tanto tempo, quindi loro sicuramente secondo me sono la candidata numero 1, anche perché poi la classifica dice quello. La Superba è una squadra ostica, gli mancano tanti giocatori, quindi nel momento in cui rientreranno anche vari Donati, Minelli in mezzo al campo, sarà una squadra che dirà la sua fino alla fine e poi bisogna fare attenzione anche al Multedo, che comunque è sempre lì che se la gioca e sono un'ottima squadra anche loro, e il Bargagli che domenica poi ha di nuovo vinto o pareggiato, adesso non mi ricordo ieri quanto ha fatto, però anche loro sono lì, non sono distantissimi, per cui queste sono le squadre che secondo me arriveranno alla fine a giocarsela. Coltrese, tradizione tra eccellenza e promozione, insomma, è quasi obbligata a vincere a questo punto. Sì, non deve farci, questo non è un po' controproduttivo se si pensa solo a quello e si pensa poi si vive male, no? Questa aspettativa e questa voglia di vincere il campionato. Deve essere lo stimolo giusto e la società ci sta mettendo in condizione di avere tutto quello che è necessario per poterlo vincere il campionato. Penso che abbia dato a disposizione del mister Ragni una rosa super valida per la prima categoria. Sono una società ambiziosa, quindi è giusto provarci, è giusto essere determinati nel cercare di vincerlo, o direttamente o passando dai playoff, perché poi anche quelli ci sono ed è giusto tenerli in considerazione. Poi, ripeto, è un campionato difficile, bisogna dar tutto, arrivare in fondo senza recriminazioni, poi se ci si riesce quest'anno bene, se no ci si riproverà l'anno prossimo. Domanda da $1 milione a cui devi rispondere tassativamente, escludendo quelli della tua squadra, chi è il giocatore più forte della categoria? Non è facile, io forse perché lo conosco e ci ho giocato insieme penso che Donati, se è in condizione e sta bene, sia ancora un giocatore determinante, non solo per la prima categoria ma possa fare la differenza anche in promozione. E poi ce ne sono tanti giocatori validi, perché anche l'Ampi Casassa ha 2 o 3 giocatori che sono veramente, veramente bravi, però secondo me in questo campionato qui la differenza la fa il collettivo. Noi siamo una squadra molto forte individualmente e secondo me individualmente, presi singolarmente, non so quanti ne cambierei della mia squadra con quelli delle altre, però siamo lì a combattere ogni domenica contro tutti gli altri e a vincere, pareggiare e perdere con tutte le difficoltà del caso. Questo dimostra che ad oggi l'organizzazione, l'agonismo, la determinazione fa ancora la differenza sull'individualità.